In occasione della giornata mondiale contro il cancro, il Registro Tumori del Veneto ha realizzato un nuovo rapporto nel quale vengono presi in considerazione i 3 parametri fondamentali nello studio statistico delle patologie oncologiche: incidenza, sopravvivenza e mortalità. Da un ventennio l'incidenza in Veneto sta scendendo, tuttavia la strada è ancora lunga. L'incidenza di tumori nella popolazione, ultimo dato 34.512 tumori in un anno in Veneto, è in calo costante negli anni, siamo a meno 1,8% nei maschi e meno 0,2% nelle donne. Si vive di più, si allunga l'aspettativa di vita e ovviamente sono efficaci gli screening. I programmi di screening, il colon retto, la mammella, piuttosto che altri screening ci dimostrano che insomma, questo ha una reale efficacia poi su quello che è la cura. Fondamentale quindi promuovere i sani e corretti stili di vita, incentivare screening e buone pratiche anche sul fronte dei nuovi tumori ai quali la popolazione è più sensibile. Sicuramente si sta affacciando il tumore, il melanoma, il tumore della pelle, che oggi è in crescita nei maschi e anche nelle donne, e stiamo mettendo tanta attenzione soprattutto nelle zone dove è più frequente, quindi la montagna. Già quest'estate avevamo fatto un'iniziativa con la prevenzione e l'uso 1 Dolomiti rispetto ai rifugi sicuri, proprio perché sappiamo l'alta quota. Faremo un altro evento il 12 a Cortina con la prevenzione, proprio per cercare di mettere in atto tutta una serie di azioni di attenzione rispetto a questo nuovo tumore che si sta affacciando e sta avendo dei numeri, insomma, non dico preoccupanti, ma in crescita.